Direttore sportivo del Pro Favara, 3 punti pesantissimi contro Don Carlo Misilmeri. Sì, era importante continuare diciamo, quello che si sta facendo nelle ultime giornate di campionato e proseguire quindi verso quella strada. Noi dobbiamo giocare tutte le partite, più che vincere non possiamo. La prossima è una partita fondamentale contro la Nissa, prima contro secondo, uno scontro diretto. Come ci arriva questa squadra? La squadra arriva sempre come tutte le partite, è uno scontro diretto e poi vediamo che succede. Noi dobbiamo stare sereni perché penso che abbiamo fatto un ottimo campionato fino ad oggi e non ci possiamo rimproverare di nulla. La Nissa sta facendo un campionato strepitoso, quindi dobbiamo fare solo complimenti alla Nissa e quello che hanno fatto fino ad oggi, ma noi cercheremo sempre di metterli in difficoltà. Tra le risposte più belle quella del pubblico, una tribuna strapiena, qualche tifoso anche in curva, insomma vi stanno vicini, vi danno sostegno per cercare di portarvi lì a raggiungere l'obiettivo. Ma sì, Favara sta rispondendo alla grande, ripeto, è una città importante, un paese abbastanza anche tifoso diciamo da una parte e dall'altra, nel senso che magari ci sono quelli che a volte ancora sono scettici di quello che si sta facendo, ma poi il vero tifoso risponde e oggi si è visto il risultato, piena tribuna, tantissimi in curva, andiamo avanti così, siamo contenti. Cosa possono dare i nuovi innesti a questa squadra? Mi viene in mente uno su tutti i Balistreri che è entrato dalla panchina per il finale di gara, per un attaccante d'esperienza di categoria che può darvi una mano. Sì, Balestrieri, D'Amico, stesso Scuffia, aspettiamo anche Mistretta che si sta facendo dei controlli, dovrebbe rientrare diciamo, la settimana prossima se Dio vuole, il ragazzo ha avuto un piccolo ricaduta dopo che l'avevamo annunciato. Io credo che gli innesti sono stati fatti ponderati e comunque alla fine avevamo tolto un centrocampista, abbiamo preso un altro, abbiamo tolto un attaccante, ne abbiamo preso un altro e alla fine dico siamo la stessa squadra di quando abbiamo cominciato il campionato con 2 innesti e basta. Mister, partiamo dal risultato 1-0, che partita è stata? Era stata una partita complicata come già sapevamo perché il Misilmeri è una squadra che avendo cambiato allenatore ha cambiato anche tipologia, ha trovato secondo me il giusto assetto, ha preso qualche giocatore importante e sapevamo alla vigilia che era una partita difficile e così è stata perché la prima parte della gara è stata una partita combattuta, il vento come ha detto prima Fabio Bossa ha condizionato un po' la prima parte della gara, poi credo che nella seconda parte ci sia stata poca partita perché credo che oltre al gol abbiamo avuto diverse situazioni per poter raddoppiare, qualche gol annullato. Devo dire che i ragazzi veramente hanno fatto veramente bene perché chiudere il primo tempo 0-0 sono entrati un po' nello spogliatoio un po' sottotono, invece loro devono capire che siamo una squadra forte, siamo una squadra che con la serenità giusta riusciamo a sviluppare il nostro gioco e fare quello che sappiamo fare e così il secondo tempo i ragazzi devo dire che hanno messo tutto in campo per portare a casa questa vittoria. Cosa possono darvi i nuovi innesti? Mi viene in mente uno su tutti i Balistrelli che è entrato dalla panchina, un attaccante di esperienza di categoria. Questa squadra aveva già un organico forte sulla carta, però è stata puntellata anche in questa sessione di calciomercato. Ma i nuovi innesti intanto stanno dando qualcosa di importante nello spogliatoio perché prima di essere giocatori sono grandi uomini e in questo momento a noi, a prescindere dall'aspetto tecnico, devo dire che la compattezza, il gruppo, tutto quello che si vive nello spogliatoio per noi è diventato fondamentale. In questo senso abbiamo fatto credo un salto di qualità perché abbiamo dimostrato già da domenica a Mazzara che il gruppo alla lunga porta i risultati e così è stato e adesso stiamo recuperando anche Pietro che aveva un fastidio ai colpacci, abbiamo recuperato Lucarelli, stiamo recuperando un po' vari giocatori che per noi sono importanti e adesso stacchiamo un po', poi da domani, da martedì penseremo alla partita che è fondamentale in questo campionato. Ultima per me, mi ha dato un assist, la prossima partita è fondamentale. Sì, sono tutte importanti, però è uno scontro diretto che può dire tanto alla lunga in questo campionato. Ma credo che domenica si può riaprire o chiudere il campionato. La partita dice questo, siamo 2 squadre che stiamo avendo un ritmo penso importante, anche vero che noi abbiamo lasciato punti soprattutto in casa, però è anche vero che fuori casa abbiamo 9 vittorie su 9, quindi da parte nostra sicuramente proveremo la partita per cercare di andare a vincere, per poter riaprire e avere uno spiraglio per lottare per il finale di campionato. Siamo con Bossa, il capitano del Pro Favara. Partiamo dal risultato 1-0, che vittoria è stata?
È stata l'ennesima vittoria del gruppo, un'ennesima grande prestazione, un'ennesima grande vittoria di un campionato strepitoso, quello che stiamo facendo. E noi abbiamo un obiettivo in testa e lavoriamo ogni settimana per raggiungerlo. Quanto è importante la risposta di questo pubblico per voi che vi sta vicino, vi dà sostegno, vi dà anche una mano in quello che può essere il raggiungimento dell'obiettivo? Ma loro sono dei tifosi fantastici, ci stanno vicini sia durante la settimana che in trasferta che soprattutto quando giochiamo in casa. E in partite come queste, nella volata finale, sicuramente loro faranno la differenza, sia in casa che fuori. La prossima è la partita forse più importante del campionato, tu mi dirai che sono tutte importanti, però insomma uno scontro diretto prima contro seconda in casa della Nissa, potete riaprirlo questo campionato effettivamente? Sì, sappiamo benissimo l'importanza della partita, ma come hai detto tu, tutte le partite sono importanti e tutte le partite valgono 3 punti. Certo, andiamo a giocarci uno scontro diretto con la massima serenità e la massima consapevolezza dei nostri mezzi, senza paura di nessuno. Grazie. Andiamo alla gara di oggi, com'è stata? Forse un po' a due velocità, un primo tempo di studio, un secondo tempo di gioco più aggressivo. Non direi un primo tempo di studio, sicuramente il forte vento ha condizionato il ritmo nostro e il ritmo della partita. Avendo poi il secondo tempo il vento a favore, ovviamente abbiamo spinto di più e tutto ci è venuto più facile anche sbloccando la partita. Ancora una volta noto l'uomo gol, è una bella soddisfazione. Sì, fare gol è sempre una bella soddisfazione, però l'importante è aver preso i 3 punti, sono stati 3 punti sofferti, molto importanti per il proseguo di questo campionato. Era un Misilmeri che vi aspettavate così? È stato più combattivo del solito o voi che non avete almeno nei primi minuti centrato la partita? No, il Misilmeri non so se è stato più combattivo del solito perché diciamo che tutte le squadre che si presentano qua diciamo che danno tutte il 110% e quindi sicuramente è stata una partita tosta, una partita sofferta e onore anche al Misilmeri che è una buona squadra. E poi insomma il lavoro fatto nel pre-partita ha dato i suoi frutti, tribuna piena, curva gremita, insomma il pubblico c'è. Sì, il pubblico oggi è stato il 13° uomo in campo, quindi ci ha dato una grossa mano per raggiungere questa vittoria. Domenica c'è la Nissa? Sì, domenica c'è questo scontro diretto, ci andiamo a giocare la partita a Caltanissetta, come è giusto che sia. Grazie.